Va ora in onda la rassegna stampa. Ti aspetti che io parlo, quando mi guardi con quella faccia, come per dire, e allora? Perché non parli? Parlo, ma aspettavo la base. Dov'è la base? Non c'è la base, non c'è. Eccola qua, la base, signori, di Roberto Salis, che non è il papà di, ma lui suona ogni notte all'Ullapalooza di Milano in Corso Como. E poi queste sono le calze. Chi ci guarda in radiovisione, signori, è vero, ancora una volta siamo rimasti in mutande, ma abbiamo le calze griffate Radio Libertà. Guardate che belle. È l'ultima creazione del nostro Marco Grimoldi, responsabile gadget, ma anche conduttore della trasmissione Lega e dintorni, il mercoledì alle 15:30, le calze di Radio Libertà. È chiaro, per averle dovete fare fatica, dovete venirci a trovare qui negli studi di Milano, in via Bellerio 41, metropolitana a Foricentro, facilissimo arrivarci, magari fate proprio una passeggiata o semplicemente decidete di fare, perché no, un'azione, vado nel fortino della Lega. Qui trovate tante cose belle, non posso mettermi qui a vendere tutto quanto, anche se lo sapete mi piacerebbe, ma ci sono tanti gadget come gli zaini, robe molto molto eleganti, devo dire. Questa volta il Grimoldi è stato elegante, poi chiaro, quando arriverà la calamita, con il faccione di Sammy Varin con scritto Mai Mulà, e questa è un'idea di qualche nostro ascoltatore, qualcuno di voi che me l'ha suggerito. Io volevo scriverci vai piano, pensa a me, da mettere, sai, sull'auto. È che non c'è più nulla effettivamente di metallico sul parabrezza dell'auto, sul cruscotto. E dove cavolo la metti sta calamita? La mettiamo sul frigorifero, sul forno a microonde. Il faccione di Sammy Varin con scritto Mai Mulà, ragazzi, questa sarà in legnetto bruciacchiato, ma è vera sta cosa anche? Sarà una roba non da collezione, ma proprio da tramandare ai posteri, signori. Già me l'hanno prenotata parenti, amici, i miei figli già vogliono lo zainetto e c'è. No, gli ho detto aspetta un attimo, prima gli ascoltatori di Radio Libertà, scusami. A proposito, buongiorno, dove sono? Mi nascondo, guarda che mi nascondo, guarda. Sono qua! Sono qui, non mi vedete. Sono nascosto dietro l'uovo di Pasqua. Abbiamo un gigantesco uovo di Pasqua, simbolo dell'amore che voi ascoltatori avete verso questa radio, così corsara, così pazza ad andare avanti, anche se non abbiamo soldi, anche se non ci compra nessuno. È pazzesco. Noi non siamo Repubblica, non siamo La Stampa, non ci vuole nessuno perché siamo brutti, neri, qualcuno diceva anche neri, poi per fortuna il traditore Vannacci se n'è andato, quindi adesso non siamo più così neri. E soprattutto la pensiamo male dei clandestini, di quelli che vengono qui e fanno il bello e cattivo tempo e se ne fottono delle nostre leggi, e i più fortunati insegnano ai nostri figli come comportarsi, ammazzando, picchiando e violentando. Buongiorno cari ascoltatori, sono Sammy Varin, non l'avevate capito? Piacere, faccio radio dalla fine degli anni 70, ero un bambinetto quando ho cominciato a giocare con il mixer, con un piccolo trasmettitore da mezzo watt, e ho attirato l'attenzione dei miei amici che hanno capito che non c'era soltanto giocare a calcio all'oratorio, ma ci si poteva divertire facendo la radio, non soltanto ascoltandola, ma anche facendola e quindi parlando. Il primo modo di comunicare, non c'erano ancora internet, le chat line, e c'era il baracchino, CQ, il CB. Certo, ma è stata un'evoluzione del baracchino parlare alla radio. Il primo mezzo di comunicazione importante per fare squadra, per divertirsi insieme, per capire le cose. Una radio che non vuole morire, che ancora oggi è qui con voi e che si chiama Radio Libertà. Ho scelto la libertà.
è vero, e ho scelto di stare con voi anche quest'oggi e lo faccio volentieri, svegliandomi prima delle 5, girando su giornali, quotidiani, settimanali, alla ricerca di qualche cosa che sono certo vi potrà interessare, discernendo, parola troppo difficile, facendo finta di niente rispetto ai soliti argomenti che campeggiano sui soliti giornaloni. Anche oggi vi porterò su un'altra strada, certo attigua a quella delle principali notizie, ma cercherò di mettervi sul tavolo le vere notizie secondo la nostra radio, secondo me, e ho qualche certezza anche secondo voi. Perfetto, grazie per il gentile ascolto, me ne vado, arrivederci, ciao. Mi hanno chiuso la porta, non posso più uscire, ok? Va bene. Allora, prima di tutto, no, Roberto Salis, resta qua però, non smettere di suonare almeno tu. Grazie. Dicevo, tenetemi compagnia, signori, perché sarà un'altra mattinata dura. Oggi è il venerdì prima della Domenica delle Palme. Lo sapevi, Simone, che la Domenica delle Palme questa domenica? Dice di sì. Che ore sono? Sì, e l'orario, bisogna portare avanti l'orario. Tu pensi a quello, e pensi che ti cacceranno dal solito locale notturno e non potrai bere le tue solite 10 birre. Fai più in fretta, mi raccomando, domani sera. Si porta avanti l'orario di un'ora e quindi o fai come Bud Spencer in quel famoso film e riporti indietro l'ora per stare lì ancora, oppure dai, siamo qui per ridere, per scherzare già devo fare la rassegna stampa, no? Che ogni tanto ti viene in mente, dici ma facciamo qualcosa d'altro oggi. 340 6709 659, se ci siete battete un colpo. 340 6709 659, se ci siete whatsappatemi, ditemi ci sono, CQ funziona tutto, che ti viene sempre il dubbio di star parlando da solo, perché oggigiorno siamo in diretta su varie piattaforme, c'è chi ci ascolta sul sito radiolibertà.net, un tempo c'era anche la televisione, il canale 252, purtroppo i soldi sono mancati, abbiamo dovuto spegnere la TV, ma abbiamo la radio DAB in tutta Italia. Funziona. A differenza di altre radio che invece si sentono per 10 km e basta, Radio Libertà nella banda DAB si ascolta in tutta Italia senza utilizzare internet. Ditelo a parenti o amici che girano magari col camion per lavoro, si schiaccia DAB sul cruscotto dell'autoradio, si gira il pomello finché non arriva Radio Libertà. Siamo tutte in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze nella banda DAB, è un po' come la televisione. Cercateci, o ancora meglio scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare. Se avete l'abbonamento tutto compreso sarebbe una sciocchezza non farlo, signori. Ci tenete acceso quando e come volete. Chiaramente siamo in diretta anche su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà, soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier, e io ringrazio i celoduristi, ragazzi, cioè facciamo dei numeri paurosi, mi vergogno di me stesso, d'altronde io sono fatto così. Se mi state scegliendo vuol dire che volete qualcosa di diverso, grande come l'universo. Avete capito che le solite rassegne stampa paludate, oltre a essere noiose, vi vogliono portare verso una certa idea. Io invece no. Vi sembro il tipo? Ma assolutamente. Io vi metto lì sul tavolo le cosette, poi decidete voi quale prendere e quale no. Anche perché, ad esempio, io sto per leggervi il quotidiano di riferimento. A proposito di mettervi sul tavolo le cosette, sto per andare sul vostro quotidiano di riferimento, che tanto sono certo mi verrà censurato. No, guarda che roba, cioè quando vado sui giornali di sinistra funziona tutto da Dio su questo computer, ma guarda che pazzesco. Sapete cosa sto per dire, vero? Dai, in coro. Conto corrente postale 37671294 per regalare alla redazione di Radio Libertà un computer che non sia
comunista, ormai la sapete, voi ascoltatori fidati di Semivarin e di Radio Libertà. E no, ma non sto scherzando, abbiamo un computer che poverino sta tirando le cuoia, e quando tirerà le cuoia quello delle dirette, che sarà qualche problema ancora più grave. Anche sul sito radiolibertà.net, se lo sbirciate, è un sito di controinformazione potentissimo, ma in alto a destra non c'è il gabinetto, c'è scritto dona ora. Cliccando lì con una carta di credito, 5 euro al posto dell'uovo di Pasqua, e ce ne potete anche dare. E barboni, e straccioni, pezzenti di ascoltatori, soprattutto voi del sud, sapete che noi siamo razzisti, si è tornato a fare questa cosa, adesso ve ne parlo, tra poco vado sul Giornale che mette in prima pagina dove si è rifiutato di fare un minuto di silenzio per ricordare Umberto Bossi. Che schifo, che schifo. Più bello invece il Manifesto, sicuramente. Il vostro quotidiano di riferimento titola questa mattina La Slavina. La Slavina, che non è quindi una vera e propria cosa grossa, è una valangona, è una slavina, però quelli del Manifesto portano una sfiga tale che domani potrebbe essere valanga. Cosa sta succedendo nel governo? Sai che me lo chiedo anch'io, ma scusami, che cavolo, un referendum? Gli italiani hanno detto no al referendum, quante palle. Tu dici, però questo era nel programma di governo. Ok, ma ci sono anche altre cose nel programma di governo. C'è una cosettina che nessuno nomina in questi giorni e non capisco perché: l'autonomia. Non c'è bisogno di nessun referendum per farla, è già lì, è pronta. È come avere un piatto buonissimo, una pasta asciutta fatta da Dio, e tu la lasci lì che diventa fredda. Dio mio, ma non è possibile lasciare la pasta asciutta lì ancora calda che diventa fredda, o no? La Slavina. La maggioranza continua a precipitare. Autoerotismo, forza, tocchiamo ovunque, anche tu Simone, non ti guardo, tocca, la maggioranza continua a precipitare sotto il peso della sconfitta nel referendum. Dio mio, ma qua bisogna fare una mozione in più, una pozione, accendiamo l'incenso in casa a quest'ora, dai, la maggioranza continua a precipitare sotto il peso della sconfitta nel referendum. Ma che cosa si sono bevuti quelli del Manifesto? Sono pronti a manifestare domani, ho capito. Nuove vittime. Esplode anche Forza Italia. La famiglia Berlusconi licenzia il capogruppo Gasparri. Oh mamma mia, Meloni prova a rimediare da sola, non sa più di chi fidarsi. Vi capisco, amici, con questo titolo del Manifesto veramente c'è da non uscire di casa. Ma io avrei paura. E adesso? Cioè, esci di casa, ti trovi il punca bestia lì col cane, wow, che cerca di morderti. A Bologna succede ogni giorno, vai tranquillo. Bene, lo dico così che piace a Simone, guarda. Bene, balena, Samuele, lui ha studiato anni, dizione, recitazione, doppiaggio. Quando gli parlo, fa la voce di Paperino. Cioè, perché mi guardi con quell'aria di pena? Non ho capito, cioè... Abbi rispetto, potrei essere tuo padre. Il Giornale di quest'oggi, padre Semmi. Il piano B per Forza Italia, svolta azzurra. Chiaramente sul Giornale lo mettono in primo piano. Stefania Craxi al posto di Gasparri. Che ne pensate? È la prima domandina che vi faccio a voi ascoltatori delle 7.43 che ancora non avete girato su Radio Popolare. Oh, che bravi! Nonostante votiate PD, sentite Semivarin. Questo è amore. Lo so che mi ascolta anche Alessandro Trocino del Corriere, solo perché eravamo in compagnia insieme in Via Meda negli anni '80 e mi ha dedicato anche un articolo. Veramente l'ha dedicato ai leghisti che sono tutti razzisti, però mi ha citato, grazie. Il piano B per Forza Italia, Stefania Craxi al posto di Gasparri, Marina Berlusconi, aprire la classe dirigente. Che sta succedendo in Forza Italia? Lo chiedo a voi. 3406709659. A me queste cose fanno paura perché l'abbiamo capito, Forza Italia non sapeva più di niente.
almeno secondo la Marina, cioè bisognava dargli un po' più di sapore. Non sapeva che cosa fare Forza Italia in questo periodo, l'avete notata un po' moscettina? Noi, devo dire, non è che ci dispiacesse tanto, anche perché quando Forza Italia fa qualcosa si inventa di dare la nazionalità italiana, la cittadinanza italiana ai figli di immigrati dopo qualche anno. Ma va bene, ma sì, falli studiare un po', capisci? Cioè strizza l'occhio al PD quando si sveglia. Quindi Gasparri io lo amavo, stavo diventando gay perché veramente mi ero innamorato di Gasparri. Adesso arriva Stefania Craxi, che il cognome ricorda qualcosa, ecco. Però stiamo a vedere cosa succederà. Fatto sta che il giornale lo mette come notizia principale: la svolta azzurra. Scendendo un po' più in basso, Meloni cambia passo. Scendendo un po' più in basso, Meloni sto campionando, capito? Meloni cambia passo, è chiaro. E sull'immigrazione l'Europa ora ci copia. Questa è pura poesia, signori. L'Europa ha dato ragione all'Italia, chiaramente a sinistra. Sono loro che schiumano questa volta, non noi. Non schiumiamo noi, il pentastellato ha osato dirlo, no? Schiuma la sinistra perché l'Europa ha dato ragione alla Meloni, alla Lega, al centrodestra italiano, dicendo sì, si possono portare gli immigrati in centri esterni, ok? In attesa di rimpatrio. Come poi avvenga il rimpatrio, bada ben, ancora non è chiaro, perché ci vuole forse qualche accordo con quei famosi paesi che invece non gliene fotte niente di riavere gli stinchi di santo che ci hanno rifilato. Rimpatri. Ok agli hub nei paesi terzi, scrive il giornale. La Premier sente il colle e assume l'interim del turismo. Ragazzi, a chi lo diamo il turismo? Oggi non lo nomina quasi più nessuno. Zaia. Che fa Zaia a quest'ora? Potremmo chiamarlo. 7:47, dici che si incazza se chiamiamo Zaia? Lo vorreste un Zaia al turismo? Tanto comunque il governo sta per saltare, tu dici, ma lo teniamo per una settimana? No, stiamo scherzando, dai, però io dovrei ancora notare, Deborah Bellotti, signora delle stelle, l'astrologa di Radio Libertà, a Natale l'abbiamo sentito per il consueto giro di segni zodiacali e l'aveva detto che sarebbero successe cose pazzesche nel mondo. Io chiaramente non li credevo, perché questa porta sempre una sfiga peggio del manifesto. E ha azzeccato tutto quanto, perché a un certo punto ha detto potrebbe addirittura cadere il governo. Se cade la svegliamo alle 6 del mattino in diretta, sospendo le trasmissioni, ci state. Vabbè, fatto sta, uno Zaia al turismo secondo me sarebbe da Dio, visto che c'è ancora un anno prima di ritornare a votare, però posso capire che lo tengono magari per qualcosa di ancora più importante. Luca Zaia, che sarebbe secondo me la carta a sorpresa di questo governo, capito? Perché su Luca Zaia nessuno può dire niente, anche a sinistra sono innamorati di Luca Zaia, non lo possono dire ma sono innamorati di Zaia, anche per le sue aperture a determinate argomentazioni trasversali che sono però più di sinistra che di destra. Torneremo a parlarne, intanto parlatene voi, signori. Questa trasmissione serve per svegliarvi, voi che siete tra il gnacca e il petacca, mi alzo, non mi alzo, vado a lavorare, non vado a lavorare, come? Da dove mi ascoltate? Ma per piacere, giù dalle brande, scendete, lavatevi, pulitevi, profumatevi e inviate un WhatsApp al 340 67 09 659, soprattutto voi che già siete fuori in coda in macchina, già che siete in coda, scrivetemi un WhatsApp. No, non si può, bisogna fermarsi, mi raccomando. C'è Salvini che mi ascolta, no? Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Attenzione, cos'è successo a Milano? Sfregio del PD a Bossi, no al minuto di silenzio.
bastardi, posso dirlo? Politicamente bastardi. D'altronde lo era anche Bossi, non era certo un gentiluomo, con una certa sinistra e con un certo sud che prendeva un fracco di soldi e stava lì, come i gattini, miau, miau, quelli che vi facciamo sentire, oggi dopo il va pensiero, i gattini, avete sentito il va pensiero? Era di Davide Piero Runcini. Ok, cercatelo su YouTube. Io punto su questo per avere questa versione del va pensiero, ma ce ne sono molte altre, tra cui il va pensiero fischiato, che è bellissimo. Anche quello cercheremo di mandare. Stavo dicendo, anche Bossi non è stato gentilissimo nei confronti di un Sud che prendeva e mangiava e non ci dava niente in cambio. Abbiamo insegnato che l'Italia deve essere unita, sì, ma all'interno delle responsabilità, portando avanti argomenti come il federalismo e l'autonomia, che piace adesso anche a molte regioni del sud. Oggi leggo che la grande distribuzione nel sud sta andando alla grande. Cioè va meglio il sud del nord. Roba chiaramente per me un'eresia, mi straccio le vesti, vedi che sono tutto stracciato oggi, però è un segno, vuol dire che c'è voglia di lavorare anche il sud, quando c'è il lavoro, quando gli dai effettivamente in mano qualcosa per lavorare, ed è questo che vuole fare la Lega, ok? Chiaro che dire no a un minuto di silenzio per Umberto Bossi è un colpo basso, diciamo così, anche perché lui è morto, non può più dire niente, ma se ci fosse saprebbe cosa dire a questa gentaglia del comune di Milano, gentaglia politicamente parlando, of course. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, sinistra in moschea a elemosinare voti, ragazzi, vergogna. Da Torino a Lecco il legame tra islamisti e politici di sinistra è ormai palese, e se molti di loro si appellano alla necessità di favorire un dialogo interreligioso, ci sono anche intrecci politici, fiscali e persino urbanistici. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Giornale, che tra poco approfondiamo, perché è l'unico che mette in prima pagina lo sfregio del PD a Bossi, no al minuto di silenzio. Come mi fa incazzare sta cosa, mamma mia. Il Fatto Quotidiano, che porta più sfiga di qualunque altro giornale, che però è quello che ha anticipato tutto quanto, già sapevano, ma non è che la Deborah Bellotti, la nostra astrologa, lavora lì? In centropagina sul Fatto Quotidiano, guardali qua, gli esponenti di governo tutti fasciati, incerottati, c'è Tajani che c'ha un occhio pesto, lo hanno fatto nero, viene giù tutto, signori, e viene ripreso l'argomento del quotidiano sinistroso, Il Manifesto, cioè la Slavina. Ecco, la Slavina. Torna l'abuso d'ufficio e salta pure Gasparri, che non c'entra assolutamente niente, e non è vero che torna l'abuso d'ufficio, signori. L'Europa ha detto questa cosa, ma non è che siamo qua subito ad ascoltare quello che l'Europa deve dire e fare. Viene giù tutto, scrive oggi il Fatto Quotidiano. Marina B contro Tajani, ceffone europeo a Nordio. Adesso vogliono che si dimetta pure lui, avete sentito? Tajani si aggrappa a Meloni, la legge elettorale già KO. Chiaro che con dei titoli del genere, ragazzi, non mi stupirei se nel weekend la Meloni manda tutti a fare in culo e dice va bene, facciamo cadere tutto, torniamo ad elezioni. E se si torna ad elezioni, qualcosa mi dice che la destra vince non alla grande ma alla stragrande. L'importante è convincere i ragazzi a fare qualcosa d'altro. Non andate a votare, ragazzi, ma fate ste cazzate, andare a votare, una perdita di tempo. Regaliamoli qualcosa ai ragazzi per far qualcos'altro il giorno delle elezioni, perché abbiamo capito che questi hanno le palle così girate che votano il contrario di quello che devono votare. Come minimo andrebbe su Rizzo, che salutiamo, lo amiamo, ma poi alla fine è andato con Vannacci o no sto Rizzo? Non si sa più niente né di Vannacci né di Rizzo. Li amiamo, naturalmente, anche il traditore lo amiamo, però era tanto per un mio amico che mi chiede la legge elettorale già KO, scrive il Fatto Quotidiano, ma perché nessuno nomina l'autonomia?
perché è quella già pronta che bisogna soltanto dire ok, la facciamo, perché hanno una FIFA boia, e ancora una volta quello che chiede la Lega può aspettare. Poi magari se va su un governo di sinistra sono capaci di farla loro, l'autonomia, attenzione. Dai, andiamo all'interno del quotidiano Il Giornale, che mi sembra molto interessante quest'oggi, insieme ad altri. State tranquilli che non vi annoio sulle solite palle di un certo regime giornalistico. A proposito, oggi i giornalisti sono in sciopero, ok? Perché il nostro contratto è da quanto? Da 10-15 anni che non ci caga più nessuno, non esistiamo. Non è che ci siano simpatici giornalisti, me guarda allo specchio, me sputo in un ecchio, e sono giornalista anch'io, però insomma parliamo lo stesso, ecco, lo diciamo, qui a Radio Libertà non si fa sciopero, c'è libertà di sciopero, se qualcuno vuole scioperare lo faccia, io personalmente sono qui con voi, anche perché non chiedo, mai chiesto, penso in vita mia, un aumento di stipendio, sono più scemo del gruppo, no certo qui a Radio Libertà non si chiedono, però in generale, sai, sono i rompipalle, no? Io sono più bravo, io sono più figo, io l'anno prossimo faccio 50 anni di radio, dovrei essere quello che viene assolutamente ovattato, mi dovreste dare dei vestiti, una livrea particolarmente elegante per andare. Ok, sto sparando cazzate. Pagina 2 del quotidiano Il Giornale. Il cambio di passo. La Premier sente il colle, interim al turismo e il timore di fibrillazioni. Fratelli d'Italia dice avanti fino al 2027, timore di fibrillazioni. La Premier incontra Tajani, scartata l'opzione delle elezioni anticipate, troppa instabilità geopolitica. I prossimi passi e il sostegno al ministro degli esteri, Donzelli, governeremo fino al termine legislatura, e a Via Arenula Antonio Mura al posto di Bartolozzi. Fatto sta, ragazzi, che si cerca di calmare le acque, ma c'è un po' di nervosismo e a me fa ridere tantissimo sta cosa, perché alla fine abbiamo perso un referendum. Ma chi l'avrebbe mai detto che perdere un referendum vuol dire far saltare il governo? Che ne pensate? 340-6709-659. Lo so che qualcuno di voi dice che dovrebbe accadere, perché alla fine è stata un'idea di Nordio portata avanti da Forza Italia, una volta tanto noi della Lega non c'entriamo proprio niente. Ci sono stati problemi anche in Forza Italia e in Fratelli d'Italia, con persone che hanno dovuto abbandonare il governo perché avevano qualche problemino non risolto, qualche interrogativo sulla loro persona, che abbia fatto qualche reato, ma non è vero, non c'è nessun avviso di garanzia, o la fedina punapa penale pulita. Noi non c'entriamo, noi siamo i più fighi in questo momento. È per quello che dico Luca Zaia è la carta vincente in un momento del genere. Deus ex machina, lo calano giù dall'alto sul palco, eccolo qua, Luca Zaia appare. Come vi sembra come scena? Colpisce? Vado avanti, sono sul quotidiano Il Giornale, che chiaramente oggi la racconta meglio degli altri, perché i problemini a casa di Forza Italia sono problemini del Giornale. Effetto Berlusconi, titola pagina 4 e 5 del quotidiano Il Giornale, facendo vedere lei, Marina, che non entra in politica ma manovra, proprio come faceva Craxi ai tempi, ragazzi miei, e manovrava anche quando non c'era più. Ed eccola qua, Marina che ridisegna Forza Italia, Gasparri lascia, arriva la Craxi, la figlia di Bettino Craxi. Cambio alla guida del gruppo al Senato, telefonata tesa tra la figlia del cavaliere Tajani, poi la Schiarita, stima immutata, resta il nodo Barelli, effetto Berlusconi. Niente scossoni con gli alleati di Fratelli d'Italia e la destra si riapre la questione Sud. Scusa, non ho letto bene.
No, è scritto così e a destra si riapre la questione sud. Ho capito che non ho capito e quindi facciamo finta di niente. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, giro di nuovo la pagina, attesa, rimpasto o voto anticipato, cioè capite che vengono prese tutte le opzioni sul tavolo, ecco le opzioni di Giorgia per non logorarsi, attesa, rimpasto o voto anticipato. Sì, lo scrive Il Giornale con Augusto Minzolini, anche se è un retroscena, pagina 6, tra i fedelissimi c'è chi pensa alle urne. Il meloniano Filini, però, quello di Fantozzi, famoso, mica siamo in crisi. E siamo un po' d'accordo tutti quanti. Che cavolo di crisi è? Ma ce la stiamo inventando? Ci fermiamo, c'è la pausa, lo sapete amici, ogni mezz'ora prendiamo fiato e voi potete andare anche a fare pipì perché mandiamo un artista indipendente. Certo, quelli famosi non li vogliamo. Il Va Pensiero è piaciuto tantissimo alle 7.25 nella versione di Runcini, Davide Piero Runcini, lo trovate facilmente su YouTube e potete anche abbonarvi al suo sito e sostenerlo. Ogni mezz'ora un artista indipendente, questa volta tocca ad Eleonora Del Grosso.
Che roba, ragazzi, che eleganza quest'oggi con Eleonora Del Grosso, The Last Night, una ballad jazz caratterizzata da una forte componente ritmica e cantabile, parte di un progetto che unisce piano, voce, contrabbasso e batteria. Roba buona vi fornisce il vostro spacciatore di fiducia Sammy Varin con Eleonora Del Grosso, spacciatore musicale, of course, quello che sentite qua non lo sentite su altre radio, state tranquilli. Buongiorno, buongiorno, mi ho risvegliato per bene e me ne accorgo dalla quantità di messaggi che arrivano al 34067096659. Io approfitto per salutare ascoltatori vecchi, anche storici, ma anche quelli nuovi, nuovissimi, che si sono sintonizzati dopo la dipartita del nostro grande capo Umberto Bossi, anche per sentire una radio che magari avevano ascoltato ai tempi quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, facevamo molta più scena, eravamo anche molto più cattivi, adesso lo siamo ancora di più cattivi, ma non lo facciamo notare, capito? Lo facciamo notare se ci ascoltate con attenzione, quindi bentornati su Radio Libertà, spargete la voce, cosa vuol dire? Vuol dire che se ci guardate su Facebook o su YouTube potete schiacciare il tastino condividi e spedire questa rassegna stampa a parenti o amici, mettendola sulla vostra pagina Facebook o semplicemente inviandola tramite WhatsApp ai numeri che magari potrebbero essere interessati a sentire un prodotto un po' diverso dai soliti. Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Buongiorno Sammy, secondo te una legge di iniziativa popolare per dichiarare ineleggibili i seguaci della religione islamica in quanto portatrice di principi in netto contrasto con la Costituzione più bella del mondo sarebbe una pazzia? Tan, da, da, da. Diciamo che sarebbe un qualcosina di bello potente a proposito di razzisti, eccetera. I gattini di Rossini forever, il piano è una lagna, subito, Enzo, ti devi curare, oh! Cioè, se vuoi sentirti i gattini di Rossini giorno e notte, ma vai su YouTube, scrivi Gattini Rossini, c'è l'opera completa, che il Duraminga 2 minuti come l'abbiamo mandata noi, non ti passa più, ragazzi, ti arrivano gatti da tutto il vicinato se lo fai ad alto volume. Buongiorno, ma se sono tanti anni che parli alla radio, come mai non sai unire il tuo umorismo alla serietà delle catastrofiche situazioni di oggi? Impara da Francesco Toscano, impara, poi ci deve essere una virgola, da Francesco Toscano. È vero, Francesco Toscano, veramente. Grazie per questa critica che prendo assolutamente, ma mi hanno mandato qui a fare la rassegna stampa forse proprio per questo, perché altrimenti ci mettavamo tutti a piangere se leggevo con serietà tutto ciò che sta avvenendo, ma sarebbe stato un dramma, un'opera drammatica questa rassegna stampa, come effettivamente lo è se guardate Rai News o Sky o quelle cose lì. È terribile sentire quelle rassegne stampa. Buongiorno Sammy, ho perso il logo di Radio Libertà, ma su App Store non si riesce più a trovarlo. Sì, accade anche quello, soprattutto se non hai Android ma hai altri sistemi. Tu dici questi non hanno pagato, è una roba del genere, no? In questo caso c'entra più la burocrazia e potrebbe darsi che se avete qualche tipo di telefonino particolare non riuscite a trovare Radio Libertà nell'App Store per scaricare l'app. Quando per caso l'avete scaricata e poi l'avete cancellata, non la ritrovate più. E cazzi vostri, non dovevate cancellarla. Scherzi a parte, ci stiamo lavorando, ma è un po' difficile. Nel frattempo ti consiglio naturalmente di andare sul sito di Radio Libertà o ancora meglio di procurarti una radio DAB, che è la cosa migliore. Tutte le radio in vendita adesso hanno la banda DAB e quelle anche piccoline sono comodissime da portarsi dietro. Sammy, te lo ripeto, chiedi il contributo ai nostri parlamentari.
Coraggio, scrive Paolo. Ma Paolo, guarda che ce lo stanno già dando il contributo, eh. Il Qui Parlamento che tu senti in ogni trasmissione è una trasmissione sponsorizzata, capisci? Anche il Qui Europarlamento è sponsorizzato, anche il Segui la Lega comunque è un qualcosa, quindi non è che non ci stanno aiutando, semplicemente le spese sono tante, milioni di milioni, la spesa di e quindi non sempre ce la si fa, ok? È solo per questo che vi chiedo quei 5 euro che possono magari aiutarci, visto che siete, quant'è che facevo? 11.000 visualizzazioni la rassegna stampa dell'altro giorno, che chiaro per un follower, cioè per un come si chiamano quelli che fanno le cose importanti, avete capito, è una sciocchezza. Come? Influencer, grazie, ho anche il suggeritore, è una sciocchezza per l'influencer, ma per una radio di nicchia come Radio Libertà avere 11.000 visualizzazioni subito dopo la diretta, poi aumentano ulteriormente perché ci sono anche quelli del pomeriggio, c'è una figata. Se tutti gli 11.000 ci dessero 5 euro, ragazzi, ma saremmo qui veramente alla livrea del giacche, mi metterei anche la cravatta che non metto mai. È Tajani da mettere in una RSA, politicamente. Don Abbondio aveva più coraggio di lui. Sammy, mi è sfuggito il motivo. Che faremo della manifestazione di Milano? Lo spieghi? Che faremo a questa manifestazione 18 aprile? Guarda, parleremo di quello che sta accadendo, chiaramente, ma è una manifestazione soprattutto per dire siamo noi i padroni a casa nostra, in tutti i sensi, anche politicamente parlando, perché qui ci stiamo svendendo. Svendendo a chi? Agli islamici, a quelli che hanno i soldi, a quelli che pagano. E ne parleremo in Piazza Duomo a Milano il 18 di aprile, parlando anche di remigrazione, visto che l'Europa alla fine ci ha dato ragione. L'Europa ci dà ragione, ma i nostri giudici contrari al governo che faranno? Caro Marcello, è proprio di questo che abbiamo paura e proprio per questo io sto referendum non l'avrei mica fatto in questo momento. Questi ci faranno un culo quadro e hanno già cominciato. C'è mica da star tranquilli, sto guardando, sta scendendo qualcuno dalle scale, no? Che adesso ti viene giù subito, ci mandano di nuovo la polizia. Noi non abbiamo fatto niente, ragazzi, non uno scandalo, guarda, abbiamo Luca Zaia da presentare al posto della Santanchè, quando lo volete è pronto. Non vedo che cosa state cercando ancora, il petrolio, non c'è petrolio russo, non ci sono soldi, Dio mio qua. Dai, si ride un po', lo so che vi faccio ridere, e soprattutto gli amici comunisti sono lì che dicono: ma non doveva fare la rassegna stampa questo? Cosa l'hanno assunto a fare? Non dategli più lo stipendio, tanto dici cosa vuoi che sia. Laura da Verona, Zaia al turismo sarebbe la scelta più che ottima. Però di Zaia non mi piacciono per niente le aperture LGBT, eccetera. Cara Laura, sono quelle che piacciono al PD, per cui per forza dovrebbero sorridere a uno Zaia al governo. Assolutamente sì. E uno Zaia al turismo significa unire questo paese promuovendo le differenze che sono anche quelle sessuali. Attenzione, bastano rompere i coglioni, ok? Io metterei questa postilla, e quindi fare quell'autonomia che è ancora lì, che aspetta di essere portata avanti, perché c'è la burocrazia di magistrati, giudici e altre schifezze varie che dice no, no, no. Il famoso partito del no, signori. Uno Zaia potrebbe davvero essere la chiave di volta per portare avanti almeno una riforma, una riusciamo a farla prima della fine della legislatura? Buongiorno, propongo di cambiare il titolo della rassegna stampa quando la fa Sammy Varin in questo modo: rassegna stampa teatrale a cura di Sammy Varin. Le piace? Un salutone, grazie Pina, lo so che mi ami. Quando uscirà la calamita con l'effigie di Sammy Varin con scritto Mai Mullah, te ne invieremo una gratuitamente, ok?
Vado a fare la rassegna stampa, d'accordo. Signore e signori, ecco la rassegna stampa. Vi parlerò a pagina 7 del quotidiano Il Giornale dell'ultimo sfregio del PD, ok? Ma come si fa a essere seri leggendo una roba del genere? Cioè, se la prendono anche con un morto, anche da morto, Bossi viene odiato. No al minuto di silenzio per la morte di Bossi. Era solo un razzista. No, 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 non insistere, non parlo. Me lo faccio io il minuto di silenzio. Se non lo vogliono fare loro al Comune di Milano, lo faccio io. Tranquillo. È passato il minuto? Ma ne facciamo un altro, dai, facciamo. A Palazzo Marino il Dem Albiani si dissocia dall'omaggio dell'Aula, mentre in un municipio negato il tributo al senatore che anche Mattarella aveva omaggiato. Persino Mattarella gli ha dato del democratico a Bossi, ragazzi miei. Antonio Ruzzo, siamo sul quotidiano Il Giornale, è l'unico che gli dedica un paginone e anche il riquadretto in prima pagina al no al minuto di silenzio per Umberto Bossi. Chissà se ieri a Milano in consiglio comunale e poi nel consiglio di zona 3 chi ha sollevato una gazzarra indegna e ha impedito che si salutasse con un minuto di silenzio l'avventura terrena di Umberto Bossi si è reso conto quanto miserabile possa essere la politica quando si ammanta di ideologia. Chissà se si è reso conto che il senatore, il ministro della Repubblica, l'uomo da cui si poteva essere anche politicamente agli antipodi, ha comunque segnato una stagione fondamentale per il nostro paese. E ancora, chissà se ha capito che chi fa politica e sta nelle istituzioni, anche se su sponde avverse, negando l'onore delle armi al senatore, ha nello stesso preciso momento mancato di rispetto anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che Bossi l'ha anche salutato come andava fatto, e cioè da uomo di Stato. E invece è successo. I fatti. L'aula del Consiglio Comunale di Milano nel tardo pomeriggio ricorda con un minuto di silenzio il fondatore della Lega, scomparso a 84 anni la settimana scorsa, che nella sua carriera politica è stato anche consigliere comunale. Sembra più che un atto dovuto, e invece no. Subito dopo il ricordo della vicepresidente dell'Aula Roberto Sculati e l'intervento del capogruppo leghista Alessandro Verri, prende la parola Michele Albiani, consigliere del PD, che partecipa al minuto di silenzio e commemora il senatore a modo suo. Bossi sdoganò l'odio. Chiedo scusa ai cittadini milanesi. Abbiamo appena fatto un minuto di silenzio per una persona che ha sdoganato l'odio per chi non è del nord. Scritto minuscolo. Io, la mia famiglia, molti milanesi abbiamo vissuto quel razzismo. Scoppia il finimondo. Dai banchi dell'opposizione si alzano le urla di protesta dei leghisti e non solo dei leghisti. Qualcuno grida vergogna e la seduta viene sospesa. Albiani, interrotto, ci riprova, viene fermato di nuovo e, riprendendo una delle litanie più care ai compagni in questi tempi, si congeda tirando in ballo i metodi fascisti, che sarebbero poi gli stessi però che qualche ora dopo i suoi compagni applicano con gli interessi nel municipio di zona 3, dove il minuto di silenzio per ricordare il senatore non viene proprio concesso. Umberto Bossi non merita, non è degno di nessun omaggio, nessun momento di raccoglimento in un municipio della città di Milano, luogo delle istituzioni, di rappresentanza di governo e del comune, e che dovrebbe avvicinare l'amministrazione ai cittadini, tutti senza distinzione. Quanto accaduto in Municipio 3 è grave e inaccettabile, un gesto che non è solo una scelta politica, ma un atto oltraggioso nei confronti delle istituzioni e della storia democratica del nostro paese, commentano Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, e Davide Rampi, consigliere capogruppo in Municipio 3.
Bossi è stato un protagonista indiscusso della vita politica italiana, un uomo che ha saputo interpretare e rappresentare le istanze di milioni di cittadini, in particolare del Nord. Negargli un momento di raccoglimento è un segnale di chiusura e di totale mancanza di rispetto, parole che dovrebbero far riflettere chi oggi, per puro pregiudizio ideologico, sceglie di voltarsi dall'altra parte. Siamo sul quotidiano Il Giornale, l'unico che dà ampio spazio a questa notizia. Il minuto di silenzio negato a Milano. Perquisita la difesa, 26 indagati, l'esposto è partito dal Ministero, ipotizzati reati di corruzione, traffico di influenze e riciclaggio per appalti nel settore informatico. Gli uffici di Crosetto hanno rilevato situazioni sospette. E non c'è solo questo, comunque, la sensazione adesso, tu dici, adesso ci viene il dubbio che qualcuno abbia le palle girate, ma è una sensazione sbagliata, per favore, dai. Amministrazione rosse, ecco l'intreccio fiscale con l'Islam radicale. Ne parla solo il quotidiano Il Giornale, siamo a pagina 10. Mollicone di Fratelli d'Italia chiede a Piantedosi di far luce sui soldi del 5 per 1000 arrivati a enti musulmani. Il caso di Torino con il coinvolgimento del Dem Lo Russo e poi la vicenda urbanistica di Lecco per un centro di preghiera aperto in cambio di voti. Insomma, scrive Giulia Sorrentino oggi sul Giornale, il legame tra islamisti e politici di sinistra è oramai noto, ma soprattutto manifesto, ancor di più a livello locale, con figure che si alternano tra sindaci e assessori. E se molti di loro si appellano alla necessità di favorire un dialogo interreligioso, sarebbe interessante chiedersi quale forma di confronto possa esserci per i volti di sinistra con chi elogia i missili dell'Iran o la vita di ex terroristi, cosa che invece ha fatto Brahim Bahia, portavoce della moschea Taiba e del centro Rayan di Torino, entrambe gestite da un ente terzo, ovvero l'AIA, Associazione Islamica delle Alpi. Qua mi fermo, ma l'articolo prosegue ed è interessantissimo se volete capire l'intreccio fiscale delle amministrazioni rosse, mica tutte, con l'Islam radicale. Di spalla Andrea Indini scrive oggi sul Giornale: i sindaci Dem chiedono l'obolo nelle moschee. Capitava che sul finire della messa, prima che il parroco benedicesse i fedeli, qualcuno venisse invitato a parlare sull'altare. Erano quasi sempre missionari che di lì a poco sarebbero ripartiti per mondi lontani. Ce lo ricordiamo tutti, quando arrivava il missionario io ero contentissimo. Altre volte erano associazioni che sul sagrato della chiesa offrivano oggetti sacri, immaginete, prodotti alimentari. Erano tutti in cerca di un obolo per una buona causa. Forse succede ancora oggi, ma mai e poi mai vi capiterà di trovare un sindaco PD a chiedervi l'obolo. Loro, questi anti-Dem, vanno in moschea a chiedere l'elemosina e non certo per una giusta causa. C'è chi porta in dono promesse e chi invece va a battere cassa. C'è chi promette la regolarizzazione dei luoghi di culto e chi ricorda quanto è stato fatto per la comunità islamica. L'obolo ovviamente non è in denaro, l'obolo è una X in matita, l'obolo è un voto. Qua mi fermo, ragazzi, ma è potentissimo l'articolo di Andrea Indini oggi sul quotidiano Il Giornale, che si appresta a divenire il quotidiano del giorno. Se dovete uscire, passate da un'edicola e comprate Il Giornale. La sinistra di Allah titola questo paginone. Giro di nuovo la pagina, signori, ancora sul quotidiano Il Giornale. La vittoria del no renderà più facile l'azione dei giudici pro immigrazione. O poco cane, ragazzi. Altro paginone imperdibile, ragazzi. E non posso non leggerlo. Oggi Francesco Boezzi sul Giornale a pagina 11. Chi intervista? Chi dice questa frase? La vittoria del no renderà più facile l'azione dei giudici pro immigrazione?
Luca Ricolfi. Il sociologo analizza il ruolo dei giovani che a sorpresa hanno scoperto l'ideologia. Il professore Luca Ricolfi è stato nostro ospite molte volte, noto sociologo, presidente della Fondazione spiega a microfoni aperti le ragioni che hanno favorito la vittoria del no. I nuovi elettori? Una generazione devastata dai social con problemi di ansia e depressione. I flussi? La sinistra è più facile da mobilitare, la maggioranza di governo lo ha dimenticato. Ragazzi, imperdibile, non ve la posso leggere, no? Se no non lo comprate più il giornale. L'intervista di Luca Ricolfi quest'oggi che spiega che cos'è la generazione Z, la generazione ansiosa, e abbiamo visto così ansiosi che poi prendono il coltello a 13 anni e ammazzano la prof di francese, una generazione devastata da internet, dai social, con gravi problemi di ansia, depressione e autolesionismo. E insomma, fa un po' paura leggere questa intervista, ma bisogna farlo, sappiatelo, così come, ragazzi miei, oggi tutti i quotidiani, tutti, ma dico tutti, si occupano appunto della vicenda del tredicenne che è andato a scuola e ha cercato di ammazzare, perché cercava di ammazzare la professoressa di francese, che è una lingua così bella, la grammatica sì un po' ostica, ma una volta è un po' come il latino, anche il latino è bello, Dio mio, studiare tutte le declinazioni in prima già ti viene un infarto. Le piace umiliarmi, la ucciderò. Il tredicenne trasferito in psichiatria. E come vi dicevo, su tutti i quotidiani si cerca di capire, intervistando psicologi, psichiatri, psico qui, psico là, cosa può essere successo nella sua testa, ma anche nella testa dei nostri figli, dei nostri nipoti, che viene rinizializzata da questi social e dall'intelligenza artificiale in maniera spesso pericolosa. Su tutti i quotidiani anche la lettera della prof ferita. Torno a scuola, nessun rancore, stategli accanto. Le condizioni della donna migliorano dopo un primo intervento e questa è la notizia migliore, ma soprattutto questa donna che vuole ritornare al più presto a insegnare, perché è la sua missione insegnare ai ragazzi. Il retroscena nei suoi profili, nei profili di questo tredicenne, violenza come show, i killer sono idoli, le chat con i seguaci, comunità online create per eventi come questo, su TikTok i messaggi d'amore. Gulp, 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 chat, canali Telegram, post notturni, man mano che si scava nella vita digitale del tredicenne che ha coltellato un insegnante a Trascore balneario, ci si addentra in un dedalo inquietante e profondo, in cui la violenza diventa spettacolo e i fan sono lì per guardare. Fisicamente possono trovarsi ovunque, anche a grande distanza dal luogo dell'azione. Le chat portano ad altri canali a un'infinità di profili fatti di nickname, shit posting, meme, che rivelano una profondità, una profonda tana del bianconiglio fatta di desolazione, ma soprattutto mostrano l'ombra di un network internazionale che potrebbe aver influenzato e forse anche armato la mano del giovane. Anche in questo caso mi fermo, ma anche questo articolo, come molti, sono da leggere per cercare di capire cosa succede e cosa può accadere nella mente dei nostri figli e dei nostri nipoti, con cui, lo so, è difficile, vale anche per me, dobbiamo cercare di parlare di più, senza essere invadenti, senza rompere le palle. È la cosa più difficile, te l'ho detto. Penso che siamo la prima generazione che siamo in questa situazione, perché l'avvento di internet in questo modo, anni fa non era così potente, le varie chat GPT, intelligenze artificiali, il fatto che parlino più con l'intelligenza artificiale che con noi genitori è una cosa inedita. Siamo i primi a dover affrontare questa problematica, noi genitori di questi ragazzini che hanno 13, 14, 15 anni. Pagina 18, poi me ne vado perché c'è la pausa, un altro shock e cosa c'è sotto non lo sappiamo. Shock al cimitero, profanato il corpo di Pamela Genini, è stata decapitata la salma della modella
trafugata la sua testa, indagini per vilipendio, l'hanno scoperto solo perché dovevano trasferire la salma in una cappella di famiglia, hanno riaperto la bara e hanno fatto la terribile scoperta. La bara poi era stata richiusa come nulla fosse. Ne parla a pagina 18 con un paginone il quotidiano Il Giornale, ma ne parlano un po' tutti i vari quotidiani. Occhio alle cozze, naturalmente, perché si sta avvicinando la Pasqua in certe zone d'Italia. Tu le hai mai mangiate le cozze crude? Già, dimentichi, fai il pescatore, vuoi che non mangi le cozze crude? No, io crude non le ho mai, ancora un po', certo, le robe francesi, no? Che costano tanto, sì, ma le cozze crude mai. Comunque, epatite A, la procura indaga sull'origine delle cozze. L'ipotesi è che i frutti di mare italiani siano stati mischiati ad altri provenienti dall'estero, perché i nostri, soprattutto quelli coltivati a Napoli, sono buonissimi, ci mancherebbe. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata con maltempo di stampo invernale al sud e sul medio Adriatico. Al mattino il tempo continuerà a rimanere instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, settori dove avremo temporali e nevicate fino a quote di bassa collina. Dal pomeriggio situazione stazionaria con tanto vento al centro-sud, mareggiate sulle coste esposte e maltempo. Minime insensibile calo in queste ore, massime invernali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione. È un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Don't you see? You go, my love, oh my, to follow you, oh my
beg you to come on home. You don't have to say you love me just because I can. You don't have to stay forever. I will understand. Believe me, oh, believe me, I can't but love you, but believe me. Another time you don't. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Io che non vivo più di un'ora senza te. You don't have to stay forever. I will understand. Sei mia, ma niente lo sai. But believe me, another time. You don't have to say you love me Just because I can. come posso stare una vita senza te. Sei mia, Believe me, sei mia, believe sei me. mia, sei mia. Lo seguiamo fin dai tempi quando cantava sulle gondole. Luca Minnelli, questa bella versione di Io che non vivo. Lui è diventato famoso dopo la sua partecipazione a The Voice Senior. Qui è in compagnia della cantante veneziana Betty Spriso, originaria dell'isola di Murano, che spazia tra il gospel, il soul, il rhythm and blues con la sua voce potente. Da seguire Luca Minnelli anche in tournée, signore, perché sta per partire e girare il mondo. Questa era Io che non vivo, interpretata anche con successo dai Wall Street Crash nella versione You can have yourself, ok, quella roba lì, avete capito? Oh, sono le 8:37. Buongiorno, buona Domenica delle Palme, si avvicina. Mi raccomando, tutti a casa con la palma e nello stesso tempo tutti a scrivere a Sammy Varin. Grazie per i tantissimi messaggi WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. E molto spesso i nostri ascoltatori ci azzeccano con i commenti e cavolo se ci azzeccano. Ciao Sammy, visto che ci sono in atto tutti questi cambiamenti nel governo, e ripeto, io sono qui ancora con la bocca aperta da boccalone dicendo ma come mai? C'è stato un semplice referendum perché qualcuno di voi risponde era un argomento del governo che è stato bocciato sonoramente dai cittadini e quindi è bello fare dei cambiamenti. Tu dici dice visto che ci sono tutti questi cambiamenti nel governo sarebbe molto bello un Salvini all'interno, E Zaia sinceramente starebbe bene ovunque, o al turismo, ai trasporti, Dani da Como. Questo non l'ha ancora scritto nessuno in effetti, già che si rimpasta. No, penso che Salvini debba concludere il lavoro che sta portando avanti, anche perché sulle infrastrutture veramente ha messo tanto pepe in culo alla gente, e se alla gente, non la gente comune, la gente che doveva lavorare in questi decenni e non lo ha fatto perché c'era sono le leggi, la burocrazia, che dobbiamo fare? E loro fanno così, come quel famoso magistrato, non vi dirò mai chi è. Sta succedendo la stessa cosa quando stava succedendo la stessa cosa quando se n'era andato Berlusconi. Campagna mediatica contro, bastardi stanno aspettando il solito governo tecnico.
Tan, ta, ta, ta. Ma direi che devono resistere, perché alla fine il casino durerà al massimo 2 settimane. Questa è Deborah Bellotti che mi scrive: via tutti i ruffiani di governo, che poi arrivano i dittatori comunisti con i loro amici democristianoni a completare l'opera. Zitto Gian, che ti ascoltano. Buongiorno, se si torna alle elezioni non credo che la Meloni vincerà. Cosa propone adesso, se non ha mantenuto niente di quello che aveva promesso? Solo soldi al guerrafondaio Zelensky? Buona giornata a tutti. Grazie Maria Teresa di avercela rovinata. Comunisti e sinistrorsi, siete stati, lo siete ora e sarete domani la rovina dell'Italia e degli italiani, ci scrive Erminio. Invece di gufare sul destino del governo, pensiamo a portare a casa l'autonomia regionale. Marco, ti amo e ti amo così tanto che ritorno per l'ultima pagina disponibile, perché poi cambiamo anche quotidiano. D'altronde l'ho eletto giornale del giorno, il giornale. L'ultima segnalazione è la pagina 19, faccela vedere. L'Europa ora alza i muri anche sui siti a luci rosse. Oh, ma fate bene, ma non fateci più vedere le donnine nude, ma per favore, sesso libero solo con la carta d'identità. La commissione minaccia multe per chi non tutela i minori. ChatGPT rimanda al lancio della sezione hard. Cioè, deglutisco, cioè stava uscendo anche la sezione hard di ChatGPT. Cioè, che cos'è? Ci pare, dice, bella puttana, cosa facciamo oggi? Ma stiamo scherzando, vero? Voglia di trasgressione? Scrive Matilde Sperlinga oggi sul giornale. C'è un sito per quello. Desideri inconfessabili che preferiresti nascondere anche a te stesso? C'è sicuramente una categoria apposta, solamente a un click di distanza. Il porno online ci ha abituati a un mondo senza filtri, trasformando i nostri schermi in magiche finestre spalancate sull'impossibile. Il problema è che a forza di lasciare quelle finestre spalancate notte e giorno, qualcuno ha deciso di affacciarsi per controllare veramente cosa stesse accadendo. Ieri la Commissione europea, con piglio severo, ha mandato un messaggio forte, decisamente poco erotico. Va bene esplorare tutte le fantasie, va bene che il piacere non abbia confini e spesso sconfini in rete, a patto che si abbia in tasca una carta d'identità valida che dimostri la maggiore età. Capito, mi hai? Carta d'identità valida. Chissà perché mi viene in mente l'immigrato che se non li fai vedere YouPorn e dopo lo YouPorn lo fa con le nostre donne. Ma questo è l'infinito razzismo di Sammy Varin. Non ascoltatemi. Emanuele Bignamini, lo psichiatra del Centro Europeo delle Dipendenze, intervistato, dice: aumentano gli addicted, si dice così, è scritto addicted da porno. Noi li rieduchiamo all'affettività. Lo psichiatra del Centro Europeo delle Dipendenze dice: chiedono aiuto per ritrovare il senso della vita. Cioè Agcom ha oscurato i siti hot frequentati dai minori, ma ha risolto solo una minima parte del problema, perché un conto è un'attrazione dei ragazzini verso il proibito e verso la pornografia online, un altro è la maturazione di una vera e propria dipendenza, ok? Ok. Senkun Shama, vi dovevo dire anche questo, sappiatelo. 8:43 signori, tra poco c'è il qui Parlamento, ma giustamente ci rituffiamo su qualche altro quotidiano, oltre a quello di riferimento oggi che è stato il giornale, secondo me quello che merita. Andiamo su Repubblica che non fa giri di parole. Resa dei conti in Forza Italia. La paura è capire quale Forza Italia salterà fuori da questo rimpasto con la Stefania Craxi diventata la capa, la responsabile del Senato, la capogruppo. Stefania Craxi capogruppo al posto di Gasparri. Marina Berlusconi: da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente, ora rischia anche Barelli, ma Tajani avverte: se salta lui mi dimetto. Meloni chiama Mattarella per l'interim del turismo. Signori, questa è la prima pagina di Repubblica. Resa dei conti in Forza Italia. Poi naturalmente gli azzurri 2-0 all'Irlanda del Nord. Azzurri, buona la prima, Bosnia tra noi e i mondiali.
In prima pagina su Repubblica la lettera della prof accoltellata, no al rancore, non cediamo al buio. Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata in provincia di Bergamo da un alunno tredicenne, sta meglio e dall'ospedale scrive una lettera alla comunità, no al rancore, non cediamo al buio. Le altre frasi chiave sono non muri ma ponti, una scuola più attenta, non provo rabbia né paura. Il pensiero quasi sempre rivolto ai suoi alunni che antepone alla sua sofferenza, tutti anche il tredicenne che l'ha colpito. Sabato notte torna l'ora legale, mi raccomando, avanti di un'ora. Sabato notte si dorme un'ora di meno, noi che ci alziamo all'alba ci alzeremo di nuovo al buio, ma durerà poco la sofferenza, poi tornerà anche in questo caso la luce. Su Repubblica, pagina 11, l'Unione Europea che dice torni l'abuso d'ufficio, anche Fratelli d'Italia vota contro Nordio. Ok dell'Europarlamento la direttiva anticorruzione, 2 anni per mettersi in regola, dure le opposizioni, ancora una batosta per il ministro che ha abrogato quel reato, ma spiegano altri quotidiani che non è certo un obbligo, non ci riguarda. In taglio basso il caso, la stretta sui migranti, ok agli hub in paesi terzi e rimpatri più facili. Questa decisione dell'Europarlamento. Via libera in Europarlamento ai negoziati su regolamento rimpatri, con bozza che passa con il visto buono di popolari, sovranisti ed estrema destra. Questi popolari, ragazzi, che sono diventati tutti di destra, un asse che sconfessa per l'ennesima volta la maggioranza Ursula e promette tempi rapidi per i prossimi triloghi, con l'obiettivo, una cosa chiaramente voi sapete che cos'è, con l'obiettivo di portare tutte le norme in tema di rimpatri e ritorni ai paesi terzi all'ok definitivo entro giugno. Il regolamento licenziato dall'Eurocamera promette rimpatri più facili fino a 24 mesi di detenzione e la possibilità di espellere anche minori non accompagnati e famiglie o donne sole con bambini. L'Europa va finalmente nella direzione giusta, è passata all'incasso la premier Giorgia Meloni, rivendicando di aver aperto la strada con i centri in Albania, ma per i giuristi non è detto che la nuova norma li salvi. Secondo le bozze in discussione, le persone potranno essere trasferite in paesi in cui non sono né nate né transitate, ma con cui l'Unione Europea o un singolo Stato abbiano stretto un accordo, affidandolo in toto la gestione dei trattenuti. Nei centri albanesi invece rimane italiana, osservano da ASGI, segnalando anche i potenziali costi insensati dei return hubs. Critiche anche associazioni, ONG che si occupano di vulnerabili, tra cui Save the Children, Arci, Amnesty, Defense of Children, Caritas, Centro Astalli. La bozza, segnalano, è incompatibile con la Carta fondamentale UE e le raccomandazioni ONU. I minori saranno esposti a condizioni di vulnerabilità estrema, insorgono le opposizioni. Per AVS il PPE collabora con l'estrema destra per promuovere politiche populiste e discriminatorie di ispirazione trampiana, mentre per i Dem le nuove norme non porteranno più sicurezza ma solo marginalità. Paginone quest'oggi, con questa notizia che viene accolta a denti stretti da Repubblica, in maniera più festosa dai quotidiani che guardano a destra. Giro di nuovo la pagina, intervista con Cingolani, che solo il cognome vi fa pensare al cingolo dei carri armati e quindi si parla di guerra, è chiaro. Cingolani fa solo questo, dai, si scherza. Cingolani, la D di Leonardo, nel passato è stato anche ministro, ha guidato l'Istituto Italiano di Tecnologia, pezzo grosso che produce armi, ok? Leonardo fa anche questo. Cosa dice Cingolani oggi, intervistato da Francesco Manacorda su Repubblica? E lo so che siete lì ad aspettare. Presto in azione il Michelangelo Dome, scudo italiano antimissili. Lo avremo anche noi, uno scudo italiano che bello, ragazzi, è stupendo, ragazzi, ci stiamo lavorando. Presto in azione, dice Cingolani. Sì, presto quando la tecnologia c'è già, non è qualcosa che vedremo solo nel 2030, quindi potrebbe arrivare anche prima.
il Michelangelo Dome, lo scudo italiano antimissili. Bisogna capire chi proteggerà Cassano Magnago. C'è in questo scudo? Una domanda per un mio amico. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano Repubblica, pericolosamente su Repubblica, ma è l'unica che oggi, chissà come mai, intervista Magyar, Peter Magyar, leader del partito Zizza, si dice così, non capite male. Ha impostato la sua campagna elettorale sui social ed è in testa nei sondaggi. Ma dove siamo? Cos'è successo? Nelle piazze ungheresi parte la sfida Orbán. Magyar ora o mai più. È quello che non vuole far vincere il premier ungherese Viktor Orbán, leader del partito di estrema destra Fidesz, che controlla tutti i media nazionali. Paginone per intervistare oggi questo leader. L'avversario dell'autocrate è in testa nei sondaggi per le elezioni del 12 aprile. Siamo in tanti, incita durante il comizio, e i suoi rispondono: basta essere servi di Putin. Oggi favolosa intervista solo sul quotidiano Repubblica. Si parla anche qua, profanata la tomba di Pamela, la modella uccisa dall'ex, il corpo ritrovato senza testa. E poi altra notizia che fa pensare: genitori in vacanza, i 5 figli finiscono in comunità. Hanno esagerato ancora una volta gli assistenti sociali? Lo chiedo anche a voi, magari l'avete già sentita questa notizia. Sono andati a Sharm el Sheikh e sono andati in ferie per una settimana e hanno lasciato soli i figli minorenni, che hanno tra gli 8 e i 17 anni. Se ne sono accorti gli insegnanti e hanno avvertito il comune, e i 5 fratelli, tutti maschi, adesso sono affidati a una comunità. I genitori sono stati denunciati alla procura per abbandono di minori. C'è anche 4 gatti, avevano 5 cani e 4 gatti, è la miseria, che sono stati portati chiaramente anche qui in una struttura protetta. Anche loro, si è esagerata questa cosa, non è che sono andati via senza dire niente, gli hanno detto: guarda, fate i bravi, insomma. A 17 anni si può anche badare dei ragazzini. Abbandono di minori però è per andare in vacanza a Sharm. Ci fermiamo, c'è il qui Parlamento, signori. Certo, io ti ritorno tra poco. Diamo la linea a Manfredi Potenti. Qui Parlamento. Sì, la ringrazio, Presidente. Il mare è un territorio che non si conquista, è una via che si utilizza, una via sui generis che offre la più ampia percorribilità, che non presenta vincoli di mobilità ai veicoli che la frequentano, se non entro ambiti e limiti molto vasti, che non è vulnerabile nella sua essenza fisica, come può essere una strada o una ferrovia. L'ambiente marino, proprio per la sua centralità nel quadro delle relazioni internazionali, è anche terreno d'elezione per l'analisi della struttura di questi rapporti. Da anni gli operatori italiani attendono una modernizzazione dei procedimenti, un alleggerimento della burocrazia, un salto digitale che renda competitivo il sistema paese anche in mare. Il mare è sempre più al centro di questa riscrittura normativa che oggi ambisce a unificare, modernizzare, regolamentare un universo complesso, dal diving al diporto, la cantieristica, la pesca, la tutela ambientale e archeologica, quindi la disciplina delle attività subacquee. È così che con il DDL 1624, che abbiamo battezzato valorizzazione della risorsa mare, il Parlamento tenta finalmente di costruire un quadro generale organico capace di colmare frammentazioni e vuoti legislativi che da anni pesano sugli operatori del settore. Circa i contenuti del presente testo, siamo particolarmente orgogliosi della volontà di istituire una zona contigua dove finalmente l'Italia potrà esercitare i diritti di cui alle norme internazionali vigenti, inclusi i controlli necessari per prevenire le violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani, punire violazioni delle predette disposizioni commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale, assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente,
L'istituto della zona contigua trova la sua origine nella pratica di certi stati indirizzati a garantire una difesa avanzata dei loro interessi nei confronti della minaccia portata da navi straniere stazionanti nella zona, le quali attendono di compiere atti illeciti in quella particolare fascia di mare adiacente le acque territoriali. Si tratta in definitiva di una zona supplementare che non appartiene al mare territoriale o acque interne o arcipelaghi. È del 1958, avvenuta a Ginevra, in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che esso riceve la sua particolare disciplina giuridica internazionale, per poi vedere nella legge 359 del 1974 estendersi l'ampiezza del mare territoriale da 6 a 12 miglia, assorbendo così un'intera fascia di intere 6 miglia che hanno inglobato la preesistente zona contigua. Ciò ha determinato inevitabilmente l'assorbimento dei poteri esercitati dallo Stato nella predetta zona. Attualmente quindi non esiste una zona contigua italiana in quanto l'anzidetto legge 14 agosto 74 ne ha di fatto soppresso l'esistenza. Si disciplina in questo testo che noi oggi andiamo a esaminare l'attività di immersione subacquea, si individuano zone di interesse turistico subacqueo demandate a un decreto del Ministero del Turismo di concerto con gli altri ministri interessati in base a criteri di sicurezza, rilevanza paesaggistica e faunistica, rilevanza archeologica e culturale. È un cambio di passo in un atteggiamento politico che sino ad oggi ha visto trascurare questa importante risorsa e questo asset strategico per il Paese. Dispiace per esempio che non sia stato esaminato in commissione un emendamento proposto dalla Lega che avrebbe richiesto l'opportunità di esaminare nella sede parlamentare ogni ipotesi di presunte cessioni o permute di aree territoriali del mare che nel passato, ad esempio nel 2015, hanno visto un discusso accordo, il cosiddetto Affaire Cahen, ovvero problematiche legate alla individuazione di zone economiche nelle quali, adiacenti appunto alle acque territoriali, si sarebbe ceduta una parte di sovranità marittima a un paese confinante, senza che alcuno all'interno dell'area della nostra istituzione parlamentare avesse potuto esaminare, contraddire, censurare questo tipo di accordi. Ricordo anche il caso del peschereccio Mina, un'imbarcazione battente bandiera italiana rimasta coinvolta in questa diatriba per una, diciamo, approssimata gestione della vicenda da parte dell'allora governo di centrosinistra. E devo dire che questo atteggiamento si è in qualche modo già manifestato nel passato e come Lega ci preme ricordare una battaglia che abbiamo condotto per anni contro lo sfruttamento esclusivamente fiscale della risorsa mare da parte di alcuni governi di cui non ricordiamo certo con rimpianto l'operato. L'erario si era infatti limitato per alcuni decenni a intravedere solo le opportunità di prelievo fiscale derivante dalla modulazione in senso stringente di imposte e tasse sugli appassionati di navigazione. Si chiama tassa di stazionamento, quella che fu voluta dal governo Monti nel 2011 nel cosiddetto Salva Italia. Ha causato la fuga di migliaia di barche all'estero e una grave crisi del settore nautico italiano. Una misura che era volta a tassare il lusso che ha provocato anzitutto un gettito fiscale irrisorio a fronte di una perdita stimata di circa 900 milioni di fatturato di tutto il settore. Questo accadeva mentre altri paesi comunitari come Malta costruivano il proprio successo in modo più sofisticato sfruttando l'ombrello comunitario. Negli anni '80 il registro maltese era poco più di un trucco da visagisti, ma con l'ingresso nell'Unione Europea nel 2004 diviene la prima bandiera d'Europa e la terza nel mondo. La forza di Malta è stata duplice: da un lato offrire condizioni fiscali favorevoli grazie ad un sistema di refund che abbassava drasticamente l'imposizione reale, dall'altro vantando la piena conformità di queste norme al sistema comunitario, il che rendeva accessibile agli occhi di
di Bruxelles e delle istituzioni finanziarie internazionali questa sofisticata ma intelligente soluzione. E quindi mentre il DL 201-2011 generava una paura di accertamenti fiscali e derivanti dall'alto costo della tassa che spingeva moltissimi armatori a spostare barchi in porti esteri ed in particolare in Croazia, Montenegro, Slovenia e Francia, causando la disoccupazione nel settore nautico italiano, c'era chi come la Lega coraggiosamente già allora difendeva dei punti di interesse e di forza che il nostro paese già all'epoca avrebbe potuto garantire. E oggi, grazie a questa maggioranza e a un governo sostenuto dal centrodestra, che si porta a termine un provvedimento che ancora oggi purtroppo va a inserirsi in un sistema come quello che appunto citavo prima, il flagging out, continua non verso bandiere esotiche, ma verso altre bandiere europee, lo spopolamento delle unità navali dall'Italia. Non è stavolta una fuga fiscale, ma una migrazione amministrativa. Infatti, in molti stati dell'Unione la gestione documentale è completamente digitale, snella e tracciabile. In Italia la lentezza di alcuni processi e l'assenza di una piena dematerializzazione hanno reso il registro meno attrattivo. È un tema che finalmente oggi questo disegno di legge intercetta, seppur in parte, ma con la volontà precisa di togliere un discrimine tra un sistema in competizione globale e uno che resta imbrigliato alla burocrazia. Grazie alla approvazione di un emendamento presentato ad esempio dalla Lega all'articolo 18 e anche dagli altri gruppi di maggioranza, ovviamente, sono state introdotte misure specifiche per rendere pienamente operativa la digitalizzazione dei registri di bordo in coerenza con gli standard internazionali, favorendo la semplificazione amministrativa, la tracciabilità delle informazioni e l'efficacia delle attività di controllo. Quindi concludo, signor Presidente, anticipando che il nostro partito ha supportato molto efficacemente il lavoro in commissione. Lascio alla collega che concluderà in sede di dichiarazione di voto esprimere la nostra adesione e l'anticipo a questo provvedimento, ma grazie alla Lega e a tutta la maggioranza portiamo al sistema Italia delle norme finalmente in grado di garantire la competitività, la concorrenza e l'efficacia dello sfruttamento di grandi risorse quali quella che in Italia è data dal mare. Grazie. Grazie senatore Potenti. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Time I play the blues, I feel like the first time. Every time I play the blues, I feel like the first time. And my heart is always there, like when I was young. I still play the guitar, like when I was young. I still play the guitar, like when I was young. Because the most important thing is to remind yourself.
time I sing the blues, I feel right as this time. Every time I sing blues, I feel right as this time. And my heart is always there, like when I was young. I still play the guitar, like when I was young. I still play the guitar, like when I was young. Because the most important thing is to remind yourself. Siete contenti che vi ho fatto conoscere questo artista di Ferrara? Anch'io, Roberto Formignani, Like When I Was Young. Ecco le sonorità che richiamano l'ambiente dei club fumosi tra profumi di legno e whisky tipici del blues più autentico. Roberto Formignani, la sua allegria musicale la trovate facilmente su YouTube, ma anche a Ferrara. Se frequentate la zona, lui lì è un must. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno. Sammy Varini, rassegna stampa, sempre degli ospiti, dopo il cui Parlamento arriva Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori, un buonissimo venerdì, approfitto che sia un bellissimo weekend. 2 parole velocissime sono queste: noi non comperiamo olio fuori dai nostri confini. Noi non abbiamo olio tunisino, noi non abbiamo olio spagnolo, noi non abbiamo olio greco, e lo dico con tutto il rispetto per l'olio tunisino, per quello spagnolo e quello greco, perché dietro a ogni coltivazione c'è il lavoro di un contadino, di una famiglia. Ma se mi permettete, grazie alla grande fortuna, non lo so com'è successo, noi italiani abbiamo la possibilità di vivere in un territorio che ha tanti microclima, quindi abbiamo un sacco di olive, circa 220 tipi di olive che diventano olio extravergine di oliva con 1000 gusti, 1000 sapori, 1000 sfaccettature. Quindi noi l'olio lo facciamo una volta all'anno, quindi oggi l'abbiamo in cisterna, imbottigliamo tutte le mattine e, attento Sammy, l'olio inizia la sua scadenza per legge e fisiologica dal momento in cui viene imbottigliato. Noi imbottigliamo tutte le mattine, facciamo un esempio, tu mi chiami come fai sempre, mi dici Alberto ho bisogno di 6 bottiglie per il mese di maggio, io i primi giorni di maggio faccio imbottigliare per te l'olio, quindi l'olio che ti arriva è un olio freschissimo, chiaramente con l'estrazione a freddo. Noi quest'anno, come abbiamo detto, tu ne sei testimone, abbiamo fatto meno dell'anno scorso, noi non abbiamo toccato i prezzi, l'azienda Acerbis fino a fine maggio, chi è già nostro cliente lo sa e ne sta approfittando tutti i giorni, chi non lo è se vuole approfittare lo faccia, non abbiamo aumentato l'olio, quindi se volete questa primavera, quest'estate, avere il principe della tavola, indiscusso i vichinghi, quando vengono qua da noi sul Garda, che magari in Europa ci dicono ma però il parmigiano, il cilibano, il trevisan, però quando vengono qua vanno via, tocca la marmita per terra, pieni di roba, da olio, vino. Loro non lo pagano 14, lo pagano molto di più. Voi approfittatene. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo da olive italiane. Se qualcuno all'ascolto avesse bisogno, perché il medico, perché il nutrizionista, il vicino, l'amante, quello che volete voi, deve fare una dieta equilibrata, chiedeteci le analisi chimico-fisiche dell'olio, la carta di identità, iperossidi, toccofenoli, acidità, analisi fotospotometrica, cioè le cose che contano, noi ve le diamo. Andate a chiedere al supermercato quando prendete la bottiglietta di olio, ma scusi è a quello che ha il marchietto sulla canottiera del supermercato, ma mi dici i perossidi di quest'olio per favore. Allora cerchiamo di capire, amici, con chi abbiamo a che fare. Un'azienda che 33 anni porta il nostro, uno dei prodotti più importanti sulla tavola di tutti gli italiani, 84 euro, 6 bottiglie da litro. Adesso potete prenotarlo per il mese di aprile o per fine maggio. Fino a fine maggio il prezzo rimane 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto è
gratuito e arrivate tranquillamente fino a settembre. Per ordinare, il sito è molto importante, olioacerbis.com, ordinate anche da lì, non c'è nessun problema. Oppure se volete delle informazioni, parlare come ordinare a me, 030 68 40 408. E voglio lasciarvi con un francesismo. Sapete che noi qua a Brescia siamo molto francesi. Quello che diceva il mio nonno: Alberto, ricorda sempre che l'olio vu è il ve a gala, ossia Alberto, ricordati sempre che l'olio buono viene a galla. Buon weekend, vi voglio bene, in alto i cuori, avanti, alla prossima. Grazie Alberto Acerbis. Signori, pensateci anche per Pasqua, perché giustamente sarete invitati dalla mamma, dal papà, da qualche parente o amico. Al posto della solita bottiglia, portare una bottiglia di olio extravergine di oliva Alberto Acerbis fa chic. E se chiamate subito, ve lo fa avere sicuramente entro qualche giorno, glielo dite, 030 68 40 408. 10 minuti dopo le 9 di corsa, ragazzi. Tra poco arriva l'editoriale del nostro direttore, ma oggi sarà preceduto dal Liberamente, quindi dall'intervista del venerdì. Oggi il direttore Giovanni Sallusti intervista il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Wow, che questa mattina apre scrivendo: dopo il referendum, o rilancio o toga party. Preferite il rilancio del governo o il toga party, che vuol dire la festa di giudici e magistrati? Serve un taglio shock delle tasse sui redditi medio-alti, sono considerati ricchi ma restano esclusi da ogni bonus, eppure sono la classe che consuma e crea ricchezza. Meloni sulle politiche migratorie, ora l'Italia è più credibile. Meno tasse, più salari, meno immigrazione. Oggi la pagina principale del quotidiano Il Tempo è questa. Alle 9:30 arriva Daniele Capezzone. E intanto stanno arrivando moltissimi WhatsApp al 340 6709 659. Chiaramente non riesco a leggerli tutti quanti adesso, mi perdonerete, sintonizzatevi anche tra le 11 e mezzogiorno, perché io ritorno in onda anche a quell'ora, e se non riuscite perché siete fuori, ritrovate tutto su Facebook, su YouTube o sul sito di Radio Libertà. La verità. Torna la tentazione pericolosa del voto anticipato. Ragazzi, se lo scrive anche La Verità, vuol dire che è vero. Giorgia, occhio alle trappole. Piuttosto che sciogliere le Camere, Mattarella tenterà ogni alchimia. L'ha già fatto. Sì, ma l'ha fatto forse con altri governi? Non lo so, mi fa un po' paura sta cosa. Tu dici, altra alchimia significa governo tecnico. La via per rilanciare l'azione dopo la scoppola del referendum non passa per le urne, ma per l'economia. Soldi in tasca agli italiani, ignorando le regole europee e il piano casa. Non male questa cosa. Cominciamo a fare gli scherzetti a questa Europa? Chiamate la Lega, che ai tempi era bravissima, ragazzi miei. Ora con Giorgetti bisogna parlarci un attimo. Scossoni anche in Forza Italia. Gasparri lascia il posto di capogruppo a Stefania Craxi. Sempre sulla Verità, in centropagina, altra brutta notizia. Ne parla Francesco Borgonovo. Non è malata terminale e il padre si oppone all'eutanasia, ma il tribunale la fa morire a 25 anni. Noelia è morta ieri a 25 anni per eutanasia. La Corte Costituzionale spagnola e la CEDU hanno ritenuto la giovane, vittima di violenze sessuali e rimasta disabile in seguito a un tentato suicidio, capace di intendere e di volere, nonostante i disturbi psichiatrici e il dissenso del padre. Ancora sulla Verità, c'è Trump che comincia a stare un po' antipatico. Invado, no, stop attacchi. Trump continua a farci male. Lo scrive oggi non Repubblica, non La Stampa, ma La Verità. Accordi? Forse, ma il Pentagono studia piani per l'operazione di terra ed Exec invoca Dio. Così gli USA ci creano solo guai.
Alessandro Rico, centinaia di post e dichiarazioni contraddittorie di Donald Trump, dopo siamo ancora allo stesso punto, a una missione che ha quantomeno delle lacune, al Pentagono che non sa su cosa invadere, chi cosa, al ministro della guerra che invoca Dio. Noi siamo vittime e ormai dobbiamo prendere le distanze. Signori, lo scrive oggi, rimaniamo tutti a bocca aperta, La Verità. CGIL, AVS, Propale anarchici preparano un weekend caldo. Oggi scioperi e manifestazioni No Kings che si allungano a domani e domenica si commemorano i bombaroli di Roma. Siamo all'interno della Verità, corro e dentro a pagina 2 Marina scuote Forza Italia, Gasparri out, dentro Craxi, ma che interessa a noi è il taglio basso. Salvini punta a blindarsi al nord, si cerca una tregua con i bossiani. Oggi il federale del gruppo delle origini confortato dai risultati nel Lombardo-Veneto, Alessandro Darold. La Lega esce dal referendum meglio di quanto dica il dato nazionale. Di sicuro abbiamo guadagnato poi un punto, questo è sicuro. Di sicuro c'è anche uno stato più solido, quello della Lega, e più compatto rispetto a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, che continuano a perdere pezzi, ma si segnalano alcune tensioni interne che Matteo Salvini non può ignorare. Il no al referendum ha prevalso nel paese, dunque la scommessa del centrodestra sulla giustizia è andata persa, ma nelle 3 regioni dove il carroccio conserva il suo radicamento più forte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e io aggiungerei anche il Piemonte, escludendo Torino, che come tutte le grandi città ha vinto il no. In queste 3 regioni, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, scrive La Verità, ha prevalso il sì al referendum. E questo è il dato su cui il partito prova a costruire la propria ripartenza. La Lega non sfonda in Italia, ma tiene nel suo vecchio cuore settentrionale. È un segnale che pesa molto dentro il partito in via Bellerio, perché conferma una sensazione diffusa da tempo tra i vecchi militanti e dirigenti. La Lega funziona ancora quando parla al nord, mentre fatica di più quando insiste su una vocazione nazionale che negli anni del salvinismo ha allargato il perimetro, ma anche sfilacciato l'identità originaria. Salvini proverà comunque a trasformare questo risultato in un rilancio politico con la manifestazione del 18 aprile in Piazza Duomo a Milano. L'avete prenotata? Contattate la vostra sezione di riferimento. Andate sul sito legaonline.it, per quel giorno partiranno pullman da tutta Italia. Sabato 18 aprile siamo a Milano in Piazza Duomo. Ma il referendum si intreccia anche con il dopo Bossi. Il funerale del senatore, più che chiudere una stagione, sembra aver riaperto la partita sull'eredità politica della Lega. Attorno alla famiglia Bossi e al vecchio mondo nordista si è rimesso in movimento un pezzo di partito che immagina un ritorno a casa dei transfughi. Ci sono, mi sono solo schiarito la voce. Da Marco Reguzzoni a Paolo Grimoldi, fino a figure simboliche come Roberto Castelli. Io l'ho sempre detto, ragazzi, fare squadra, e l'ha detto anche Bossi prima di morire, tra tutti coloro che vogliono un'Italia federale e autonomista. Dico, sarebbe l'occasione buona, no? Non si può però attribuire direttamente a Manuela Marrone, la moglie del capo, una linea ostile a Salvini. Sarebbe una forzatura, anche perché nelle ore della morte di Bossi Salvini è stato accolto a gemonio. Il malumore esiste, ma appartiene soprattutto a quei rivali interni che vedono nel dopo Bossi l'occasione per riaprire i giochi e ridimensionare il segretario. L'avete visto persino alle esequie del capo, ragazzi, che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che poi comunque sono le cose che si urlano sempre in ogni Pontida, ragazzi, Chi ha fatto un po' di Pontide, c'erano quelli che fischiavano la bandiera italiana, quelli che urlavano secessione, e ci sono ancora oggi. Sono quei messaggi che la Lega dà per dire che così non si può andare avanti. Lo dicevamo ieri, lo diciamo anche oggi, e Pontida serve anche a questo. In questo quadro resta centrale, scrive ancora La Verità,
la figura di Luca Zaia. Per una parte del mondo leghista, soprattutto quello più legato ai territori, l'ex governatore veneto continua a rappresentare un modello politico forte, concreto, spendibile, e non a caso c'è chi in queste ore continua a immaginarselo in un ruolo di governo nazionale, magari al posto di Daniela Santanchè. E parlano di me. Ma Zaia al tempo stesso resta soprattutto il simbolo di una lega territoriale, amministrativa, profondamente radicata nel nord, esattamente il profilo che molti dentro il partito considerano oggi da recuperare. E questo è il clima con cui la Lega Nord arriva al Consiglio federale di oggi, il primo dopo la morte di Bossi, e non è secondario che il primo punto all'ordine del giorno sia il tesseramento. In un partito come la Lega significa misurare i rapporti di forza reali, capire chi controlla i territori e chi prova a riportare dentro il recinto i pezzi dispersi del vecchio mondo leghista. Prima ancora della linea politica c'è il controllo della macchina. Il punto vero è che il referendum rafforza la tesi di chi vuole riportare il partito soprattutto al nord, dove il consenso tiene, e non inseguire troppo il sud, dove Salvini continua a fare fatica. Ma qui si apre anche la contraddizione più seria. Se la Lega torna nei territori del Lombardo-Veneto, ammette che il suo nucleo vitale è ancora quello originario. Se invece insiste sulla Lega nazionale d'assalto, rischia di perdere voti sul terreno più radicale, anche a vantaggio di figure come Roberto Vannacci, che organizza le truppe in vista delle politiche. Così il partito esce dal referendum senza troppi danni, anzi con la possibilità di rivendicare una tenuta nel suo vecchio cuore settentrionale, ma esce anche con una domanda aperta su Lega Salvini Premier, perché il Nord risponde ancora, mentre dentro la Lega cresce il malumore di chi pensa che per ripartire serva un nuovo equilibrio e forse anche una nuova fase politica per affrontare le prossime sfide. Questa è la meditazione del quotidiano La Verità. Quindi la nuova fase politica ci c'è stata in Forza Italia, Fratelli d'Italia ha perso pezzi, la si vorrebbe anche dentro la Lega. Chiedo a voi che ne pensate. 340 6709 659. Intanto La Verità mette in guardia: occhio alle trappole del Quirinale. Il voto anticipato sarebbe un autogol, a pagina 3. Il centrodestra scacci i pensieri suicidi perché Mattarella, piuttosto che sciogliere le Camere, è capace di qualunque alchimia. L'unica via per riprendersi dalla batosta è dare risposte economiche agli italiani, scrive Maurizio Belpietro. Il Colle sogna una riserva dello Stato al potere, e se stavolta toccasse a una toga? Mi viene da grattarmi, oddio. Il pareggio di bilancio è importante, ma quello familiare non è da meno. Queste alcune frasi che mette dentro nel suo articolo Maurizio Belpietro oggi sulla Verità. Sto perdendo la voce, l'effetto Gratteri, no? Non so, ma chi ha? Nessuno ha nominato Gratteri. Bruxelles rinvia lo stop al greggio di Mosca. Altra notizia potente, pagina 5. Mentre le bombe ucraine hanno ridotto del 40% la capacità di export russo verso l'Europa, il bando totale, quindi basta greggio da Mosca, che era previsto per metà aprile, scompare magicamente, dico io, dall'agenda della Commissione europea. Mistero su dove finisca il petrolio sequestrato alla flotta fantasma di Putin. E c'è quella carretta del mare bombardata ancora in giro. Qualcuno la starà abbordando per succhiare un po' di petrolio. Occhio, i prezzi del gas ingannano, il peggio deve ancora arrivare. Brutti pronostici da Sergio Giraldo oggi sulla Verità. GNL, stoccaggi, movimenti finanziari, troppi indizi ci dicono che le bollette saliranno. Lo dice soltanto a pagina 5 il quotidiano La Verità, che poi ci dà anche una buona notizia: il sì ai rimpatri, l'Unione Europea sceglie il modello Albania. La maggioranza Giorgia seppellisce la maggioranza Ursula, PPE, CR, Patrioti, ma anche i socialisti danesi e maltesi votano le nuove norme. Approvato il sistema introdotto dall'Italia con gli hub dislocati in paesi terzi, sinistre su tutte le furie, chiaramente. Di nuovo avanti, caccia alla prof e coltellate.
Ecco come il tredicenne ha filmato la sua vendetta. Come vi dicevo, su tutti i quotidiani si approfondisce chi era questo ragazzino, cosa pensava e soprattutto cosa possono pensare i nostri ragazzini. Il manifesto per il piano omicida. Voglio rompere la noiosa routine, diceva questo ragazzo. Il giovane aveva persino pubblicato un testo, forse con il supporto dell'intelligenza artificiale, dove spiega i motivi della soluzione finale. L'insegnante mi prende di mira, sono stanco di una vita piena di ingiustizie. Intanto la docente migliora, sì, tornerò in classe. Chiara Mocchi dall'ospedale. Credo nei giovani, la mia ferita diventi un ponte verso una scuola più attenta. Intanto a Milano incontra la ex armato di accetta, arrestato ecuadoriano di 18 anni. Forse capite chi ci dà questi esempi? Danneggiati furiosi, lo scrive Solo la Verità e chi altri, d'accordo, è a pagina 17, tenuti all'oscuro degli effetti avversi. Si parla di vaccino e questa parolina ci fa bloccare ogni volta su Facebook. Ciao ciao agli amici di Facebook. In commissione Covid l'associazione dei colpiti da conseguenze dei vaccini. Spesso non è stato dato il modulo del consenso. Se ne occupa solo il quotidiano La Verità con Maddalena Loi a pagina 17. Sto per andarmene, sì, faccio in tempo a leggervi Libero però, che apre con la solita frase che diceva Berlusconi: Cribbio! Cosa succede a Forza Italia? Una petizione dei parlamentari spinge Gasparri alle dimissioni da capogruppo al Senato. In realtà l'aveva già in mente da tempo. Gli azzurri chiedono rinnovamento ai vertici dopo il referendum con la spinta di Marina. Oggi il quotidiano Libero intervista la mamma di Domenico, il bimbo con il cuore malato e gli hanno messo uno che era pure congelato. L'intervista alla mamma di Domenico dopo la sottoscrizione di Libero. Voglio giustizia per mio figlio, chi ha sbagliato ora deve pagare. Imperdibile doppio paginone all'interno del quotidiano Libero. Me ne vado, mi fermo qualche minuto prima perché tra pochissimi istanti il nostro direttore Giovanni Sallusti intervisterà il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone. Restate lì e io ritorno alle ore 11.